vi racconto brevemente la sua storia, poi ne parliamo direttamente con lui. Era titolare di uno stabilimento, La Voce della Luna, un bar, un ristorante sul mare, uno stabilimento in generale. Marcello ha perso tutto a causa della legge Bolkestein, la direttiva europea che impone la messa a bando di tutte le concessioni pubbliche, tra cui anche quelle del litorale, ed è una legge Bolkestein che qui ha creato scompiglio, ma pensate che per recepirla ci sono state dei rinvii, ancora adesso è stata rinviata. Marcello Di Finizio è in collegamento con noi. Ciao Marcello, piacere di ritrovarti, Ecco, veramente. Mi senti sì, ciao, Marcello? ciao a tutti, Come stai buongiorno a Marcello? tutti. Sì, nonostante tutto abbastanza bene, sì, qua ormai comincia anche a farsi sentire il freddo, la bora in questi giorni si è fatta sentire, le temperature sono calate notevolmente, Ma infatti oggi Marcello, stanotte noi ci siamo sentiti, l'ultima volta era in piena estate, io pensavo che sì, la situazione si sarebbe risolta prima o poi, invece ci troviamo, siamo a primo novembre quasi, il 31 ottobre, a parlarne ancora. Ci siamo sentiti quest'estate e le temperature erano alte, si stava bene, anche se poi c'era un po' d'umidità la sera. no, no, si stava bene, è una parola grossa Sì, perché qui si c'erano stava meglio. 50 gradi all'ombra, Sì, però nel senso che forse si ha erano ragione. problemi di altro genere. Sì, c'era Sì, sì, troppo caldo, adesso invece tra un po' ci sarà troppo freddo. Come sì. si vive lassù con la bora che è sempre più forte, con il freddo, con l'umidità? È inutile dirlo, si vive malissimo ovviamente perché poi oltretutto questa è una gru a tutti gli effetti e non è costruita per ospitare la vita umana ovviamente, no? È un oggetto, poi tra l'altro un'antica gru, questa, un reperto archeologico di archeologia industriale, è tutta arrugginita poi, oltretutto. In più c'è questo lavoro, sapete, a Trieste soffre in maniera veramente forte e pericolosa, oltretutto. C'era lavoro anche quest'estate, davvero stranamente, ha soffiato tutta l'estate in maniera abbastanza inaspettata e adesso sta continuando a soffiare solo molto più fredda. Si vive male, si vive molto male, ma fondamentalmente questa è una guerra a tutti gli effetti, una guerra strana, una guerra assurda, Ma è un'ora surreale, perché assurda. ormai Io la gente pensavo, veramente. bravissimo Marcello, che da lì a poco, noi ci siamo sentiti quest'estate, la tua vicenda avrebbe preso Poi una... come sapete è caduto anche il governo nel Sì, frattempo, per cui tutto è servito come dire, a rallentare e a passare sempre la palla di mano in mano, come spesso succede ormai in questo paese, per questo che ormai sappiamo benissimo, è un disastro perché non si fa in tempo a avere degli interlocutori che ce ne sono degli altri. Comunque in questo momento posso dirvi che la mano è passata, la palla è passata in mano al ministro Patuanelli che la vicenda è sotto la sua attenzione in questo momento. Patuanelli come perché tu ministro hai avuto Patuanelli come dei contatti con il vecchio governo, perché me lo ricordo, perché noi ci siamo sentiti e tu mi avevi raccontato che qualcosa si sì, stava smuovendo, forse, sì, forse. sembrava che qualcosa Eh. si stava muovendo e potrei dirvi la stessa cosa anche adesso, sperando che non cada anche questo governo. Comunque, il ministro Patuanelli in questo momento ha in mano la situazione, la conosce. Oltretutto il ministro Patuanelli, non so se lo sapete, ve lo dico, è di Trieste e Beh, conosce quindi molto conosce bene bene la tua storia e ti conosce conosce, molto bene la vicenda. Cielo di Finizio è salito, il verbo ci sembra più che adatto agli onori della cronaca per le sue iniziative eclatanti volte a richiamare l'attenzione dei mass media sulla sua vicenda. Hanno ritirato la mia concessione demaniale in seguito al recepimento di una direttiva europea che si chiama Bolkestein, è una delle tante direttive neoliberiste europee che dopo avermi tolto la mia concessione non mi restituiscono neppure i soldi che ho investito
per costruire la mia impresa. E da 15 giorni l'imprenditore, che si è visto revocare la concessione demaniale per il suo locale La Voce della Luna sulla riviera Barcolana, ha iniziato una nuova azione di protesta, cioè uno sciopero della fame. Ma stavolta non è da solo, ha trovato infatti l'appoggio del Movimento 5 Stelle. È un dovere di ogni forza politica interessarsi dei casi dei cittadini in difficoltà, a prescindere dalle loro azioni, come quelle eclatanti che ha fatto Marcello, ma questo vale anche per chi nel piccolo ci contatta. Noi cerchiamo di ascoltare tutti e poi di proporre anche delle soluzioni, delle proposte per queste difficoltà. Il caso di Marcello è un caso specifico, ma non va dimenticato il tema complessivo delle concessioni della direttiva Bolkestein. Che conosce molto bene gli attori di cui stiamo parlando, appunto del sindaco di Trieste, della prefettura di Trieste, di come hanno gestito malissimo questa situazione, come l'hanno fatta precipitare, il fatto che lui sa benissimo quello che hanno fatto, i danni che hanno fatto enormi alla mia azienda, questa amministrazione comunale. Insomma, per fortuna almeno a lui non ho dovuto riraccontare niente che già sapesse, no? Speriamo che l'abbia presa a cuore questa tua storia, la storia di Marcello. No, speriamo che l'abbia presa a cuore, speriamo soprattutto che si muova, perché appunto adesso ci aspettiamo tutti che lui faccia quello per cui milioni di persone l'hanno votato, l'abbiamo votato perché speravamo che appunto fosse veramente il cambiamento e soprattutto che si opponesse contro le furberie, l'inerzia, l'incompetenza di questa classe politica. Adesso staremo a vedere se questo è vero, anche perché poi sono stati loro, no? Mi sembra, i primi a dire a tutti quanti che non c'è nulla che la politica non possa fare se c'è la volontà politica di farlo, no? E quindi questo lo sappiamo, è vero, l'abbiamo visto tutti che se c'è qualcosa che vogliono fare si muovono e come. Certo. Adesso ci aspettiamo che si muovino anche per i cittadini, soprattutto a maggior ragione Patuanelli, che conosce la vicenda, che si è già battuto nel corso di questi anni per questa mia vicenda proprio personale, e conosce veramente tutte le furberie che hanno fatto in questa città, e sa benissimo, la cosa scandalosa, forse non mi ricordo se te l'avevo raccontato, se te l'avevo raccontato, ma in questo momento oltretutto la mia impresa è finita come da copione nelle mani di una multinazionale. Ce l'avevi detto. Non ha neppure avuto bisogno di passare per un bando di gara, cioè siamo arrivati a questi livelli, ma questo si sapeva perché... Cioè c'è stata un'assegnazione diretta, Marcello, scusami se ti interrompo, un'assegnazione diretta c'è stata? Della tua licenza? C'è stata una roba, c'è stata come al solito una furberia ambigua, ancora tutta da capire, perché non è possibile che al bando di gara partecipi un soggetto, questo soggetto che vince il bando di gara, un mese dopo sparisce dalla scena e al posto suo compare la multinazionale. Com'è possibile una roba del genere? No? Non è possibile. Allora i bandi di gara si fanno per fare il business sotto banco, cioè come funziona questa roba? Ma questo lo sapevamo già, che noi dei concessionari balneari sapevamo già che la Bolkestein in realtà, come sappiamo, era soltanto il dito dove tutti i nostri politici, i nostri istituzioni nazionali si nascondevano per fare queste cose qua, per far passare le multinazionali, e che sapevamo che i bandi di gara sarebbero diventati questa cosa qui assurda, e questa era la paura fondamentale, e diciamo che La Voce della Luna è un esempio emblematico di quello che sta succedendo e che potrebbe succedere a centinaia, a migliaia di piccole e medie imprese balneari italiane, no? Per questo che ci siamo battuti per tutti questi anni in questa maniera. E diciamo che La Voce della Luna è proprio l'esempio emblematico, no, di tutto questo. Adesso soltanto speriamo che Patuanelli prenda veramente in mano la tua situazione. Marcello, la volevo ricordare a chi è all'ascolto. Tu nel 2000, sentite la Bora, quindi siamo tu in diretta, potete sentire la Bora di Trieste, potete immaginare... Intanto mi sposto, ma come mi sposto un po' arriva la Bora. Ma guarda, così capiamo bene, Marcello, in che condizioni tu
stia vivendo. Marcello nel 2000 rileva lo stabilimento La Voce della Luna grazie a una concessione della regione di 6 anni, rinnovabile per altri 6 automaticamente a scadenza, cioè quindi nel 2012. Che succede? Lui impegna tanti soldi, lo costruisce, diventa il punto di riferimento per i triestini e dà modo anche di rivalutare la zona in cui è La Voce della Luna, diventa il punto di riferimento per bar, ristorante, lo stabilimento. Poi c'è un incendio e Marcello lo ricostruisce, c'è una prima mareggiata e Marcello lo ricostruisce, la seconda mareggiata è lì che arriva il punto, perché lui avrebbe la scadenza questo succede nel 2010, la seconda mareggiata. Il 2012 doveva scadere la concessione. Che fa Marcello? Va in banca e dice: io devo ricostruire ho avuto una mareggiata, vorrei avere un prestito. Questo prestito la banca non te lo fa perché dice nel 2012 ti scade la concessione, quindi per la legge Bolkestein tu potresti non riaverla e quindi non ti danno i soldi. Da quel giorno c'è stato il tuo declino, la tua catastrofe, tu hai perso tutto da lì, giusto Marcello? L'ho ricostruita bene? Hai detto tutto per ora, sei bravissima, io non ho parole, è stata perfetta. Ecco, e da lì è caduto tutto, da lì è accaduto tutto. Quindi tu hai perso tutto, hai dei debiti, non hai più la casa, non hai più il tuo locale, però a questo punto arriva anche la presenza del comune di Trieste, perché il comune vorrebbe darti un altro locale, giusto? No, il comune a parole, qua arriva la cosa pazzesca che fa questo comune di Trieste con questo sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che mi porta in giro, sollecitato dal governo, sollecitato dal prefetto, perché capiscono che insomma avevano fatto veramente un danno pazzesco alla mia impresa. Ma poi tu protestavi, sei salito sul cupolone per 3 volte, quindi hai fatto delle cose plateali. Non si rendono conto a un certo punto che hanno fatto veramente una cialtronata per dire un eufemismo, ma hanno fatto veramente un danno pazzesco alla mia impresa e in qualche modo questo sindaco Roberto Di Piazza si rendono conto tutti quanti che insomma devono incominciare veramente seriamente a mettere una pezza sopra, ripeto, ma sollecitati appunto dal prefetto, sollecitato dal governo. E lui che bella pensata fa? Mi propone una location sulla quale appunto sempre attraverso il governo mi chiede di fare un progetto, cosa che io faccio questo progetto, scusate, e poi si scopre che questa location su cui mi ha fatto fare il progetto non è neanche nelle disponibilità del comune. Cioè, pensate un po' dove è arrivato, oltre il danno anche la beffa, no? E poi ed era chiaro che poi a un certo punto, quando gli si chiedeva sia il governo, sia il prefetto, sia la questura di Trieste, tutti che gli correvano dietro chiedendogli: beh, insomma, adesso però concludete, no? Dategli questa location che di sinistro possa rimettersi in piedi e rimettere su di nuovo un'impresa. Ma il sindaco non si faceva trovare, non si faceva vedere, spariva. Era ovvio che spariva, perché c'era tutta una presa in giro di nuovo. Cioè, è una cosa pazzesca. Incontri comunque che tu, Marcello, hai filmato. Come? Sono incontri che tu hai filmato, perché... No, questo è tutto registrato, questo è documentato, oltretutto, cioè, quando lui mi chiede a un certo punto di fare questo progetto, lo chiede mica a me direttamente, lo chiede a un funzionario del governo, che era stato messo proprio dal governo per fare da trade union tra tutte le parti, tra il prefetto, il sindaco, il sottoscritto, eventualmente ci deve essere anche la presenza del presidente della regione Federica. Ecco, e per fare questo tavolo tecnico. Ti sento male, proviamo a richiamarlo.
Marcello, ecco, potremmo richiamarlo. Questa è la storia di Marcello Di Finizio. Marcello Di Finizio è da 161 giorni, più di 5 mesi, su una gru Ursus a Trieste, ed è in protesta contro le istituzioni, in protesta contro la politica che è rimasta sorda alle sue esigenze, è in protesta contro chi ha promesso determinate cose e non le ha mantenute. Marcello era titolare dello stabilimento alla Voce della Luna, un bar-ristorante, uno stabilimento sul mare, ce l'abbiamo, e a causa della Bolkestein ha perso tutto. Eccoci Marcello, abbiamo ripristinato il collegamento. Non so che cosa avete sentito. Hai parlato da solo? Sì, mi sa che ho parlato da solo. Non so da dove riprendere a questo punto. Dimmi tu. Oddio, ho perso la memoria anche io, lo sai Marcello, qual è l'ultima cosa dicevo che c'era appunto che questa cosa era gestita proprio direttamente a un certo punto direttamente dal governo. Sì. C'era questo sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Toccano, e c'era il suo diciamo collaboratore, sempre un funzionario del governo, l'architetto Battistoni, che appunto stavano cercando di gestire appunto questo tavolo tecnico con il sindaco. E comunque il governo che ha detto al sindaco: aiutiamo Marcello Di Finizio. Invece questo aiuto non è venuto. Gli incontri sono stati filmati. Facciamo un tavolo tecnico serio. Certo. Gli incontri sono stati filmati. E a questo punto il sindaco chiede all'architetto Battistoni, che è appunto questo funzionario del governo, di farmi fare un progetto su quell'area, cosa che io faccio puntualmente. Fai, però il sindaco sparisce e capisci che erano soltanto promesse cadute nel vuoto. Si scopre che quell'area non era neanche nelle disponibilità del comune, cioè voglio dire, non era del comune. Lui mi ha fatto fare, mi ha proposto di fare un progetto sulla frontale di Trevi, per dire, cioè una cosa che non era sua. Passano comunque gli anni, passano i governi, non si è riusciti a trovare la quadratura del cerchio per questa situazione. Avevi avuto dei contatti con il precedente governo, il governo cade, il governo giallo-verde, cambia il governo, ecco che arriva al Mise il ministro Patonelli, che è di Trieste e conosce la tua storia. Quindi io pensavo che si fosse risolta per il bene, per il meglio, perché ho visto tante tue interviste anche in Rai, ho detto meno male, Marcello forse sta ottenendo delle cose, invece poi ho capito che ancora eri lì e ho voluto capire perché fossi ancora lì. Infatti tutti pensavano e speravano, tutti quanti, ormai insomma arrivati a questo punto, insomma veramente erano veramente andati oltre ogni immaginazione. Poi veramente a questo punto, dopo 100 quasi 5 mesi sulla Gru Ursus, credo che ormai le chiacchiere stiano veramente a zero. Tu non scendi da là, Marcello? Non scendi da lì? Non hai intenzione di scendere? Ma assolutamente no, ma io ormai non ho portato via tutta la mia vita, i miei sacrifici, i miei sogni, il mio lavoro, la mia casa, io ho perso tutto. Io se scendo mi tocca soltanto impiccarmi, lo sai? E io non voglio fare la fine che hanno fatto molti miei colleghi. Io preferisco combattere. Non lo fare Marcello, sei un uomo forte. Io lo dico a tutti quanti, se dovesse succedere una disgrazia qua sopra non sarà un suicidio, ma è un omicidio. Che sia ben chiaro, perché io non mi toglierò la vita, però certo che stare qua su è molto rischioso. Stai a 80 metri d'altezza. Questo è sicuro, ma io non sono disposto a togliermi la vita, a fare la guerra, una guerra pacifica, perché quello che sto facendo è una guerra pacifica, dove metto a rischio realmente tutti i giorni e tutti i minuti qui sopra la mia vita, ma non sono disposto a togliermi la vita. E se succederà qualcosa, lo ripeto, sarà un omicidio, questo è garantito, perché molte persone dovranno prendersi le responsabilità, e prima di tutti il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, e il prefetto Valerio Valenti, e saranno i primi due a dover rispondere davanti alla magistratura di come hanno gestito e portato avanti questa situazione in una maniera scandalosa, sotto gli occhi ormai di milioni di persone, non solo in Italia, perché ormai c'è la lente di ingrandimento sopra questa vicenda da parte di tanta gente in giro per il mondo, e quello che sono riusciti e stanno continuando a fare qualcosa di veramente terrificante a Trieste. E noi Marcello sai che facciamo?
Ne continuiamo a Se non- parlare, ne continuiamo a parlare, questo che facciamo Marcello, non abbassiamo i riflettori, Grazie, continuiamo a guarda, parlarne. grazie. Io vi ringrazio infinitamente, soprattutto a te e alla tua radio, che siete veramente straordinari, favolosi. Tu sei veramente una cosa incredibile, sei bravissima, lo dico sempre. Io voglio ma che perché questa, veramente guarda, io voglio che questa storia finisca per il meglio, veramente Marcello, mi auguro che tu questa battaglia la possa vincere, che tu possa essere un esempio per tutti gli anti-imprenditori che hanno perso tutto e che stanno pensando a un gesto estremo. No, Marcello è un esempio. Il messaggio appunto deve essere questo. Bravo. Non toglietevi la vita, combattete fino all'ultimo sangue, ma combattete, ma togliersi la vita non ha senso, vuol dire dargli ragione a loro, cioè a dargli la vinta, e questo non è accettabile. Cioè, voglio dire, i nostri nonni sono andati in guerra, hanno perso la vita, mio nonno si è fatto persino il campo di concentramento per opporsi appunto a una dittatura, e noi cosa facciamo? Ci caliamo le braghe e ci togliamo la vita, ma no, bisogna combattere fino all'ultimo sangue. Bravissimo. Marcello, io ti devo interrompere, devo chiudere, però ci sentiamo presto, un altro collegamento per tenere alta l'attenzione. Ciao Marcello, in bocca al lupo, a presto. Grazie, un abbraccio a tutti, A te. grazie.